Luca Pisciotto, 22 anni, di Agrigento, è stato ucciso con una coltellata alla gola nel tentativo di difendere la madre dall'aggressione dell'ex compagno. Il fatto è avvenuto in Belgio, a Liegi. Oggi il funerale del cinquantenne di Licata, che ha sterminato il fratello, la cognata e due nipoti e si è poi suicidato. Da Raffadali, lettera dei familiari di Gabriele Rampello, ucciso dal padre, a scrivere gli zii e la madre del 24enne ucciso, nonché ex moglie dell'uomo che dovrà rispondere dell'omicidio del loro figlio. Dopo Porto Empedocle, Favara Aragona e Casteltermine, un nuovo comune della provincia si aggiunge alla lista degli enti in dissesto finanziario. Nella serata di ieri il Consiglio Comunale di Naro ha votato per il default della città. In controtendenza rispetto al resto del paese, in Sicilia i nuovi casi di Covid-19 sono lievemente aumentati. Anche sul fronte vaccinale l'isola continua a restare indietro. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura vi raccontiamo una nuova tragedia familiare, la terza in poco più di una settimana. Lo scorso 26 gennaio la tragedia a Licata, martedì scorso 1 febbraio l'omicidio di Raffadali. Adesso questa pagina di cronaca viene scritta in Belgio, a Liegi, per protagonista un giovane agrigentino ucciso con una coltellata alla gola nel tentativo di difendere la madre dall'aggressione dell'ex compagno. Luca Pisciotto, 22 anni, di Agrigento ma residente a Liegi, è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere stato colpito da un fendente letale dall'ormai ex fidanzato della madre. L'uomo, Pietro Randazzo, già conosciuto alle forze dell'ordine, è poi fuggito facendo perdere le sue tracce per alcune ore, salvo poi consegnarsi alla polizia belga. Secondo una prima ricostruzione, Pisciotto è intervenuto in soccorso alla madre, che stava per essere strangolata dall'ex compagno, quando dopo una breve colluttazione quest'ultimo ha estratto un coltello colpendolo alla gola. Non c'è stato nulla da fare, anche la mamma di Luca è rimasta ferita ma non in maniera grave. Luca Pisciotto, amante della musica e della danza, era una piccola star del famoso social TikTok, dove era conosciuto con il nickname Luca Itavai, con oltre 1,5 milioni di follower. Ad una settimana dalla strage in famiglia a Licata, in cui un cinquantenne ha sterminato per una eredità contesa il fratello, la cognata e i due nipoti e si è poi suicidato, ieri il giorno dei funerali delle 4 vittime e oggi quello del killer. L'arcivescovo di Agrigento lancia un messaggio: interroghiamoci sulla cura delle relazioni. Ascoltiamo Monsignor Alessandro Damiano. Non si sono svolti funerali pubblici a Licata per le vittime della strage di Contrada Safarello del 26 gennaio scorso, quando Angelo Tardino, di 48 anni, ha ucciso a colpi di pistola il fratello Diego, 44 anni, la cognata Alessandra Ballacchino, 30 anni, i 2 figli della coppia e i suoi nipoti Alessia, di 15 anni, e Vincenzo, di 11. L'uomo si è quindi poi suicidato. Alle 11 di ieri si è volta la sola benedizione delle bare nel cimitero di Licata, così ha deciso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Agrigento, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Dopo il dissequestro delle salme disposto dalla Procura di Agrigento, si è organizzato un funerale in piazza a Licata, ma il Comitato invece ha deciso, per evitare rischi e mantenere l'ordine pubblico, di vietare la celebrazione della messa. Alla cerimonia hanno partecipato soltanto i parenti delle vittime, inserite in un apposito elenco in vase di stesura fatto dalla questura di Agrigento. Abbiamo voluto evitare problemi di ordine pubblico, così ha dichiarato il questore. Intanto sentiamo una dichiarazione dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano. Abbiamo benedetto le salme, abbiamo ricordato con la benedizione l'acqua del battesimo, sacramento nel quale siamo tutti battezzati, morti e risorti con Cristo. Allora questi nostri fratelli, queste nostre sorelle, Alessia, Vincenzo, la mamma Alessandra, Diego, sono viventi in Cristo Signore. E questa è la nostra fede, e questa fede va detta anche in momenti non solo tragici, drammatici, come quello che stiamo vivendo qui in questi giorni. Abbiamo fatto una piccola celebrazione esequiale
così come è previsto dal rito delle esequie. Il funerale, come dire, pubblico con la celebrazione eucaristica è stato deciso di non farlo. Questo io non so cosa dire. Con il parroco, con due parroci, siamo venuti qui a incontrare la famiglia, abbiamo, ripeto, pregato con loro, abbiamo fatto una posta del rosario, il rosario ci mette sempre in quella devozione mariana che è trasversale a tutti i credenti, senza distinzione, praticanti, non praticanti, cioè, veramente Maria, la Madre del Signore, è percepita come la Madre nostra, quindi questa condivisione di una parte del rosario, non tutto, no? Che abbiamo fatto con i familiari qui presenti, i familiari di Alessandra, i familiari di Diego. C'è un intreccio di relazioni familiari e c'è un unico, come dire, uno denominatore comune in questi casi della preghiera, che è appunto la figura di Maria. E quindi abbiamo pregato con le Ave Marie, con il Padre Nostro e poi con la celebrazione esequiale prevista dal rito. Confidiamo nella giustizia e nelle attività investigative in corso. Restiamo a disposizione per fornire ogni contributo utile affinché Gabriele possa avere giustizia. I familiari di Gabriele Rampello, 24enne, ucciso dal padre lo scorso 1 febbraio in piazza Progresso a Raffadali, rompono il silenzio con una nota stampa affidata ai legali di fiducia Pietro Maragliano, Tatiana Pletto e Alberto Aggiato. Nessun commento sul tragico evento perché in merito al responsabile questo lutto merita di essere rispettato con il silenzio. Nessuna ipotetica giustificazione potrà mai però legittimare un padre che priva il figlio della propria vita. A parlare sono nonna Francesca, lo zio Giuseppe e la madre Maria. Quest'ultima è stata peraltro individuata quale persona offesa nel procedimento a carico dell'ex marito Gaetano Rampello. Il poliziotto è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione dall'aver agito contro un discente. Domani pomeriggio invece verrà conferito l'incarico al medico legale Alberto Alongi che dovrà effettuare l'autopsia, così come disposto dal sostituto procuratore Chiara Bisso, alla quale parteciperanno anche gli avvocati Daniela Posante, che rappresenta Rampello, e i legali di fiducia della persona offesa Pietro Maragliano, Tatiana Pletto e Alberto Aggiato, che hanno già predisposto una produzione documentale da offrire al pubblico ministero. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti di Antonino e Paolo Greco, padre e figlio rispettivamente di 52 e 25 anni, per usura e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, contestata solo al primo. L'accusa chiede 16 anni di reclusione per il genitore e 14 anni per il figlio. Padre e figlio vengono fermati con relativo provvedimento dalla squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore Giovanni Minardi e dai colleghi del commissariato di Licata nel maggio 2019, nell'ambito di una delicata inchiesta che ha scavato nel mondo dell'usura licatese. Fermo che si rese necessario perché qualche giorno prima i due avrebbero imposto una sorta di ultimatum ad una loro vittima: o paghi entro il 12 maggio o avrai conseguenze per te e i tuoi familiari. La vicenda è oltremodo delicata e ha mostrato ancora una volta la scarsa collaborazione delle vittime di usura ed estorsione. L'Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico Sciascia di Agrigento ha organizzato un incontro delle quinte classi con la Polizia di Stato, appuntamento sull'educazione alla legalità, docenti straordinari per un giorno, Giovanni Minardi, dirigente della squadra mobile, e il dirigente Manuel Montana. Il nostro direttore Arturo Cantella. Progetto alla legalità con le forze dell'ordine organizzato dal vostro istituto.
Il progetto, l'incontro di oggi si inserisce in un progetto più ampio di educazione alla legalità e l'ITET, la nostra scuola, è consapevole che oggi più che mai la scuola è il nucleo centrale di diffusione tra i giovani della cultura, dell'educazione alla legalità e il valore della convivenza civile. Infatti è proprio la scuola è la prima istituzione in cui l'individuo si confronta nel suo percorso di crescita. E le prime leggi che vengono fatte rispettare sono proprio le regole scolastiche. È il primo volto dell'istituzione che uno studente incontra, è il volto dell'insegnante. Ecco perché la nostra scuola è il contesto più adatto per affrontare queste tematiche, che sono anche delle tematiche di crescita sociale, di crescita civile, perché l'obiettivo primario della scuola, parallelamente all'educazione, all'istruzione, è proprio creare dei cittadini con un senso civico, di avere un cittadino di qualità che sia consapevole dei propri diritti e dei propri doveri ed impara anche a rispettare la libertà altrui e la propria libertà. Quindi formare cittadini con un senso etico e la scuola deve anche diventare un modello di coesione sociale e di integrazione delle differenze tra varie generazioni, tra generazioni di etnie, di lingue, di cultura. Quindi costruire una scuola che renda i nostri studenti liberi di assumere le proprie responsabilità, ma rispettando la propria vita e quella degli altri. Ed ecco che oggi l'incontro con la Polizia di Stato si inserisce in questo più ampio progetto. E vogliamo promuovere negli studenti, nei docenti e anche nelle famiglie una corretta educazione alla legalità, però una legalità contestualizzata all'interno di quello che è il vivere dei nostri allievi. Un incontro oggi qui all'Istituto Ciacia con gli alunni per parlare di legalità, un ruolo importante fatto anche dalla Polizia di Stato. Certo, è necessario parlare con i ragazzi di legalità, perché nel loro percorso di crescita devono capire anche quali sono le strategie, le evoluzioni e tutto il sistema della legalità che ci permette di stare vicino ai cittadini e a tutte le persone che in qualche maniera hanno bisogno della Polizia di Stato. È sempre un argomento su cui le forze di polizia battono sempre, principalmente nei confronti dei giovani, che il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare in vista del futuro, di una crescita nel rispetto sia della legalità e della cittadinanza. Le problematiche sono tante tra i giovani, ecco, non sarà semplice spiegarle loro in un momento anche di pandemia dove si è costretti anche a vivere un po' fuori dall'ordinario. Sì, le tematiche sono tante, come ha detto lei, ci concentreremo principalmente sul spaccio di sostanze stupefacenti, sicurezza stradale, fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, che sono piuttosto attuali in questi tempi anche di lezioni online. Ecco, ricordiamo che la Polizia di Stato fa normalmente questo lavoro, ha a disposizione anche un'app, un numero verde, insomma anche questo è informare i ragazzi che nel caso di necessità possono rivolgersi alla Polizia. Sì, l'app appunto, come ha detto lei, che è liberamente scaricabile da tutti tramite cellulare, che è YouPol, dove si possono fare segnalazioni sia relativamente a fenomeni di spaccio che di bullismo e dal 2020 anche il tema di violenza domestica. L'ex consigliere comunale di Agrigento Raffaele Sanso è il nuovo commissario straordinario dell'ex provincia di Agrigento, adesso libero consorzio comunale. Sanso, nominato dall'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto, sarà in carica fino al prossimo 31 maggio e subentra al generale Vincenzo Raffo. Raffaele Sanso è stato tra l'altro professore ispettore tecnico per le lingue straniere, capo della segreteria del ministro Fioroni, direttore generale prima al Ministero e poi all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Dopo Porto Empedocle, Favara, Ragona e Casteltermini, un nuovo comune della provincia si aggiunge alla lista dolorosa degli enti in dissesto finanziario. Nella serata di ieri, infatti, il Consiglio Comunale di Naro, con debiti per oltre 5 milioni e mezzo, ha votato per il default della città, con non poche resistenze da parte delle opposizioni che hanno abbandonato l'aula per protesta. Una scelta che il sindaco Maria Grazia Brandara difende a malincuore. Il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo con il sindaco di Naro, l'abbiamo raggiunto telefonicamente, ecco, per spiegarci questa notizia del dissesto a Naro. Com'è la situazione, sindaco? Intanto, quando si danno queste notizie, dobbiamo dire anche lo stato d'animo.
è uno stato d'animo di grande dispiacere e di grande dolore, perché credo che nessun amministratore abbia piacere di proclamare il dissesto nella propria città. Devo dire che ci abbiamo messo anche un po' di tempo per poterlo fare, perché speravamo in un piano di riequilibrio che non abbiamo potuto attuare. Abbiamo inizialmente perso anche tanto tempo perché appena insediati c'è stato un blackout, una perdita dei dati perché non si era fatto il backup, dati finanziari che abbiamo dovuto ricostruire tutti manualmente, e c'è stato anche un problema di non conoscenza precisa di quanto ammontano i debiti del comune, perché dal 2015 con l'armonizzazione si dovevano mettere le fatture in piattaforma, le fatture elettroniche in piattaforma, cosa che non era stata fatta. Quindi ho torto collo. Abbiamo preferito non continuare a mettere la polvere sotto il tappeto e far emergere il disavanzo che è anche cospicuo, e quindi insomma scegliere la strada più dolorosa, ma credo quella che possa dare invece una prospettiva di futuro a questa città, con fatica, perché da questo momento, appena accetterà il Ministero, non potrebbe non farlo, appena sarà dichiarato ufficialmente il dissesto del Ministero, arriverà una commissione ministeriale che si occuperà del passato e quindi creare la massa passiva e pagare i debiti pregressi, mentre l'amministrazione si attiva, quindi da me presieduta, si occuperà di programmare, sebbene tutelati e tutorati dal Ministero, il progresso possibile per questa città. Quindi le devo dire che nonostante tutto abbiamo messo un punto fermo, e adesso insomma la strada è in salita, però cercheremo di farcela con la comprensione di tutti. Io ho fatto anche un appello al Consiglio Comunale nella sua interezza. Questo è un momento di grande difficoltà, ma sono certa che da parte di tutti ci sarà ci sarà la volontà insomma di venirsi incontro l'un con l'altro, come nelle famiglie quando c'è un momento di grande difficoltà. Sindaco, oltre 5 milioni di debiti, ecco, un comune piccolo come Naro come può arrivare? No, non sono 5 milioni di debiti, sono 5 milioni di disavanzo, ed è una cosa completamente diversa. Se lei mi dice i debiti in questo momento a quanto ammontano, io mi devo rifare alla cifra di 467.000 euro, così come fatta nel consuntivo 2019. So che sono molti di più, ma questo dato non lo so. Quello che le posso dire, ma non è per me una cosa insomma gioiosa, in questi anni miei di amministrazione, insomma, siamo stati molto fermi anche a causa della pandemia, quindi mi dispiace dirlo, anche perché tutte le amministrazioni sono in continuità. Mi dispiace dirlo, è un dissesto che viene da lontano. Sindaco, una notizia anche positiva, guardiamo al concorso dei borghi più votati, Naro è piazzata benissimo, lei ha anche un appello a fare un ulteriore sforzo? Sì, quello assolutamente sì, e lì insomma c'è l'orgoglio di noi naresi ovunque ci troviamo, di votare per il borgo di Naro, ma devo dire anche l'orgoglio degli agrigentini, dei siciliani, di tutti coloro i quali passando per Naro ne hanno apprezzato le bellezze, e quindi chiediamo un voto per farlo arrivare insomma nelle vette altissime di questa speciale graduatoria. Quali sono i benefici che il Comune ne attrarrà da questa iniziativa? Da un punto di vista della comunicazione, senz'altro, insomma, questo senz'altro, e poi appaiato con tutto quello che metteremo in campo anche grazie al PNRR, limite della burocrazia permettendo, perché come lei sa tutti i comuni siamo veramente quasi a zero rispetto alla burocrazia. Parteciperemo a tanti bandi per cercare di mantenere quantomeno la bellezza di ciò che c'è stato, che abbiamo ereditato dal passato, quello sì, e poter progettare qualche cosa insomma più moderna per il futuro. La sanità che verrà, ecco il piano Razza dalla Regione, quasi 800 milioni per 176 mini ospedali in Sicilia. I dettagli nel servizio.
Palazzo Adriano, il paese in provincia di Palermo, diventato famoso per il nuovo Cinema Paradiso, non ha nemmeno 2000 abitanti, ma, secondo il piano di Ruggero Razza, dovrà avere ben 2 ospedali di comunità. Le strutture con 20 posti letto, un medico e 10 infermieri che dovranno nascere con gli 800 milioni messi a disposizione dalla sanità siciliana dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stortura a parte, ecco il dettaglio del documento che era già stato trasmesso al Ministero. Razza lo presenta durante una audizione in Commissione Salute del Parlamento regionale. E così a Palermo nasceranno 10 ospedali di comunità, 5 nel capoluogo e 2 a Palazzo Adriano, una a Petraglia Sottana, una a Piana degli Albanesi e una a Termini, 36 case e 12 centrali, mentre a Catania gli ospedali saranno ben 9, 2 nel capoluogo e 1 ciascuno ad Acireale, Caltagirone, Lingua Glossa, Mineo, Paternò, Ramacca e Randazzo con 32 case e 11 centrali. A Messina ci saranno 5 ospedali, nel capoluogo e a Barcellona, Milazzo, Lipari e Sant'Agata con 18 case, 6 centrali e ad Agrigento ne nasceranno 3, in città a Bivone e a Santa Margherita con 13 case e 4 centrali, come a Trapani, dove gli ospedali saranno realizzati nel capoluogo, a Salemi e Marsala. Dotazioni minori a Siracusa, ospedali nel capoluogo, a Noto e a Lentini, 12 case e 4 centrali, Ragusa, ospedali nel capoluogo, a Comiso e a Scicli, 9 case e 3 centrali, Caltanissetta, ospedali a Mazzarino e a San Cataldo, 8 case e 3 centrali, ed Enna, ospedale a Leonforte, 5 case e 2 centrali. E non è tutto, almeno secondo l'assessore. In commissione infatti Ruggero Razza promette di cercare di forzare paletti ministeriali per ottenere 3 case in più per Agrigento e una per Palermo. Adesso comunque la palla passa ai manager delle ASP. A loro i deputati porranno i punti più controversi, come il caso di Carini. Ieri in commissione il Dem Giuseppe Lupo ha chiesto spiegazioni sull'esclusione dall'elenco degli ospedali della comunità del popoloso centro alle porte di Palermo, sentendosi rispondere che il costo per adeguare le strutture esistenti sarebbe eccessivo. Le persone da sentire però sono tante. A riunione in corso arriva la voce di una protesta dei sindacati esclusi dal confronto e Razza si impegna dunque ad incontrarli nei prossimi giorni ed arriva anche la richiesta di confrontarsi con sindaci e con l'ordine. Il punto è che i tempi sono davvero molto stretti. Entro fine mese bisognerà infatti compilare le schede ed entro maggio bisognerà firmare contratti, ma all'indomani della presentazione del piano da 800 milioni di euro per realizzare 39 ospedali di comunità, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli amministratori dei comuni esclusi sono già sulle barricate. Interi territori dimenticati, dicono, da scelte politiche. Questo, infatti, il coro che si leva dai presidenti delle conferenze dei sindaci. Capofila della protesta, il sindaco PD di Carini, Giovì Monteleone. 40.000 abitanti e 0 servizi. Ci hanno già tolto la pretura, la sezione del collocamento, i fondi per le nuove scuole. Per il suo comune, il piano di Razza prevede solo una casa della comunità, ovvero una maxi guardia medica con ben 15 ambulatori. Qui ci sono solo ambulatori, dice Giovì Monteleone, è un punto di prima emergenza dove manca perfino il filo per le suture. Sul piede di guerra anche sindaci dei 10 distretti sanitari della provincia, guidati dal primo cittadino di Corleone, Niccolò Nicolosi. A Corleone è prevista solo una casa di comunità. A Petralia non si capisce se l'ospedale di comunità previsto andrà ad arricchire o a sostituire la struttura già esistente, commenta, annunciando per venerdì un vertice del Comitato Strategico dei Sindaci. Nel risico delle assegnazioni stabilite da una commissione di 15 tecnici dell'assessorato sono rimasti fuori non solo i sindaci ma anche i sindacati che solo oggi saranno ascoltati da Razza. Il livello dello scontro è altissimo, dentro e fuori il palazzo. Ieri si è consumato il secondo round in Commissione Sanità con l'audizione del direttore generale Mario La Rocca, componente del Comitato per la programmazione dei fondi del PNNR.
In controtendenza rispetto al resto del paese, in Sicilia i nuovi casi di Covid-19 sono lievemente aumentati questa settimana, colpa dei ricalcoli sui numeri dei contagi comunicati in ritardo dalla Regione. Lo certifica la Fondazione Autonoma Gimbe nel report settimanale. Una criticità, quella dei dati spalmati, che già in passato era emersa con l'inchiesta della Procura di Trapani, che ha portato all'arresto dell'ex dirigente dell'assessorato alla salute Maria Letizia Di Liberti, all'iscrizione del registro degli indagati per l'assessore Ruggero Razza. E anche sul fronte vaccinale l'isola continua a restare indietro rispetto al resto d'Italia. Vediamo. Sono 8.631 i nuovi casi Covid registrati a fronte di 55.622 tamponi processati in Sicilia. Il giorno prima erano positivi 7.218. Il tasso di positività scende al 15,5%, mentre il giorno precedente era salito al 19,2%. La Sicilia è al sesto posto per contagi, gli attuali positivi sono 254.657 con un aumento di oltre 4.000 casi, i guariti sono 4.963, le vittime 49 e portano il totale dei decessi nell'isola a 8.622. Sul fronte ospedaliero sono 1.612 ricoverati, con 8 casi in meno rispetto alla giornata precedente. In terapia intensiva sono 148 unità, con 8 casi in più rispetto alla giornata di ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo registra 1.979 casi, Catania 1.580, Messina 1.346, Siracusa 1120, Trapani 604, Ragusa 903, Caltanissetta 605 e Agrigento 608. Intanto, secondo il report della Fondazione Gimbe, si evidenzia che i dati risentono dei ricalcoli avvenuti nell'ultima settimana. Infatti, per il Gimbe, la Sicilia nella settimana 26 gennaio-1 febbraio registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti 5.141, evidenziando un aumento di nuovi casi pari all'1,3% rispetto alla settimana precedente. Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica, che vanno al 38,6%, in terapia intensiva il 16,3%, occupati da pazienti Covid-19. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 75,3%, la media dell'Italia è dell'80,9%, e a cui aggiungere un ulteriore 5,4%, la media dell'Italia è 3,9%, solo con la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale per la Gimbe con terza dose è pari al 72,9%, l'Italia ha la media percentuale del 79,6%, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 9,8%, più bassa rispetto all'Italia che va al 14,5%. Bisogna aggiungere un ulteriore 16,3% rispetto all'Italia che ha 18,2% solo con la prima dose. L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia risulta a Ragusa 1.651, Caltanissetta 1.330, Siracusa 1.306, Messina 1.088, Catania 938, Palermo 870, Agrigento 728, Trapani 710, Enna 632. Questo a fronte del risultato effettuato dalla Fondazione Gimbe. Adesso la protesta di una cittadina che abita in via Emera ad Agrigento da 30 giorni senza acqua. Arturo Cantella. Nonostante la nuova società di gestione idrica laica, la situazione della distribuzione dell'acqua in città non sembra affatto migliorare. Oggi raccogliamo il grido d'allarme della signora Sabrina Scozzari, che da circa 30 giorni non riceve l'acqua ed è costretta a provvedere ai suoi bisogni primari a casa di genitori o parenti stretti. La signora Scozzari abita in un condominio di via Emera e, nonostante le tante segnalazioni fatte all'AICA, non è stato fatto loro alcun sopralluogo per verificare eventualmente il guasto o la motivazione per cui non arriva neanche una richiesta di autobotte. Da qui il sollecito della signora Scozzari
a chi di dovere di interessarsi del problema emerso da qualche giorno e cercare in qualche modo una soluzione. Sono emersa dall'oblio di Agrigento poiché siamo tutti nella dimenticanza più totale. Iniziamo con le nozioni base che ci sono state impartite alle scuole elementari. 2 parti di idrogeno per 1 di ossigeno. L'acqua libera nei suoi stati gassoso, liquido, solido, però libera fin quando qualcuno non ci mette un paletto con scritto privato. Allora, sono 20 giorni che io non ho acqua, siamo in piena 20 giorni, 29 con lasciamo perdere, 20 giorni che io sono senza acqua, siamo in piena pandemia, siamo nel 2022, se facciamo diciamo una specie di come si dice, un confronto tra l'acquedotto di adesso e l'acquedotto degli antichi romani, forse gli antichi romani se la passavano meglio. Purtroppo rischiamo con la pandemia, a parte di prenderci il Covid, ma rash cutanei, infezioni, non possiamo lavare i vestiti, non possiamo igienizzare la nostra casa e non possiamo igienizzare il nostro corpo. Quindi io spero che con questo mio piccolo sfogo che si possa riacquistare il diritto dell'acqua, che è un bene pubblico e non deve essere privatizzato. Sono 20 giorni che io sollecito l'azienda idrica AICA con risposte diciamo brevi e che non hanno alcun senso, dicendomi che provvederemo, ma questi provvedimenti non ci sono stati. Ho fatto armi e bagagli e sono andata a lavarmi da una mia amica. È in via di conclusione l'iter per l'istituzione dell'area protetta di Punta Bianca. Il prossimo e fondamentale passaggio è atteso per fine febbraio. La 4ª Commissione Ambiente sarà chiamata ad esprimere parere all'indomani dell'emissione del decreto assessoriale, trascorsi i 30 giorni di pubblicazione da parte dei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro. Poi il presidente della Commissione Ambiente dell'ARS, Giussi Savarino, ha anche sottolineato un importante passaggio. L'Esercito ha l'onere dell'immediato ripristino di eventuali danni alla via di accesso al sito. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Ad Agrigento torna il concorso Fotografa la sagra del mandorlo in fiore. Arturo Cantella. Ritorna il concorso Fotografa il mandorlo in fiore, all'attivo già ben 10 edizioni fatte. L'iniziativa, molto apprezzata e partecipata fino adesso, in questa particolare edizione chiede ai concorrenti di fotografare, oltre ai tradizionali mandorli in fiore, anche tutto ciò che esprime la gioia di una primavera anticipata, non solo nella valle ma anche nella nostra città, anche se quest'anno per il 3° anno consecutivo la festa del mandorlo non verrà svolta. Possiamo sempre salutare la primavera agrigentina e festeggiare il suo arrivo con questa iniziativa che presenta diversi risvolti. Intanto mantiene una tradizione che l'anno prossimo potrebbe ritornare al suo originario scopo, costituisce una gara di fotografia fra professionisti e appassionati che con le loro opere potranno mettere in risalto le bellezze del territorio, sia intorno ai templi, alla valle, che nel cuore della città. Fotografie che, messe in circolazione negli appositi circuiti, sicuramente costituiranno delle ottime vetrine per attrarre potenziali visitatori e dunque così in modo da contribuire alla promozione turistica del territorio. Il concorso è organizzato dal giornale telematico Agrigento Oggi di Vecchio, da Francesco Novara e Giada Attanasio, ed è rivolto sia ai fotografi professionisti che a quelli amatoriali, che potranno così proporre i loro lavori fotografici a una giuria qualificata. All'iniziativa di quest'anno aderisce anche la FIGET, Federazione Italiana Internazionale dei giornalisti e degli scrittori del turismo, coordinata da Lello Casese e Stelio Zaccaria.
Quest'anno il premio che apre i festeggiamenti in onore di Sant'Agata a Catania è stato conferito alla presidente ideatrice della Fondazione Ollus, che sostiene la ricerca e la cura delle malattie neoplastiche del sangue, Agata Rosalba Zappalà Massimino. La cerimonia si è svolta nel Salone Bellini del municipio di Catania. Vediamo. Quant'è la soddisfazione per aver ricevuto, vedersi assegnato la più alta onorificenza di Sant'Agata e di città? Ma soprattutto di Catania e di Sant'Agata, perché io sono, non solo che porto anche il nome di Sant'Agata, perché il mio secondo nome è Rosalba, dove mi hanno sempre chiamato, però sono onorata di portare il nome di Sant'Agata, ma soprattutto di ricevere questo premio. Questa è la prova tangibile di quanto lavoro abbiamo fatto per la nostra fondazione. Hai ricevuto tanti messaggi, insomma, di congratulazioni in queste ore? Non vi posso dire quante, veramente. L'Italia si è smossa perché grazie a Dio abbiamo tanti amici, perché la fondazione va avanti con gli amici proprio. Abbiamo tanti amici, tanti parenti che ci stanno vicino, una fondazione che ormai da 36 anni opera a Catania a favore non solo per aiutare i medici attraverso la ricerca, ma soprattutto con le case d'accoglienza Casa Santella, quello è importante. In tutti questi anni abbiamo ospitato 58.000 persone provenienti da tutta la provincia siciliana, ma soprattutto anche dall'estero e dall'Italia. Qual è stata la sua reazione non appena ha saputo dell'assegnazione di questo premio? Ma perché è una cosa nostra, catanese, perché io nel 2012 ho ricevuto anche il premio di Giorgio Napolitano e Berlusconi di Cavaliere all'Ordine del Merito. È stato bello, però quello di questa volta praticamente è una commozione immane, perché è nostra, è catanese questo premio e soprattutto c'è a Sant'Agata, perciò è doppiamente sentito per me. Ok. È stato preso una sorpresa per lei? Sì, certo, penso di sì, perché tanti operiamo a Catania, però ecco, non mi sorprendo perché la fondazione attraverso me praticamente spicca. Ecco, è una realtà nostra catanese, ma soprattutto siciliana. Ecco, Sant'Agata per lei cos'è? Sant'Agata è la mia patrona, ma veramente con tutto il cuore lo dico, me la sento sempre vicino a Sant'Agata e tante volte mi sono rivolta a lei. Oggi cambia qualcosa? Cosa? Oggi cambia qualcosa? No, non cambia, continuerò a fare sempre quello che ho fatto. No, è maggiore la cosa? Certo, ci mancherebbe, questa è una marcia in più che darà anche all'impegno che noi portiamo avanti per la nostra fondazione, una marcia in più. Grazie. Grazie. Siamo adesso allo sport, calcio, parliamo di Akragas. L'allenatore Giuseppe Anastasi ha prima annunciato un passo indietro, poi smentito, non lascerà la panchina biancazzurra. Carmelo Lentini. Mercoledì scorso una notizia dell'ultima ora, confermata con un comunicato stampa dalla società akragantina, informava che il tecnico Giuseppe Anastasi era intenzionato a lasciare la guida tecnica per motivi familiari e che sarebbe rimasto in società con un altro incarico. Parliamo al passato in quanto per tutto il pomeriggio sono accadute delle cose che adesso raccontiamo. Il tecnico Anastasi, dopo una lunga riflessione, aveva rimesso il mandato nelle mani della dirigenza per sopraggiunti problemi strettamente personali e familiari. Tutto ciò metteva in forte dubbio la sua presenza costante ad Agrigento per le sedute di allenamento. Quindi si parlava di dimissioni, per cui la società ha preso atto di ciò, mostrando grande sensibilità, ha proposto al tecnico etneo di rimanere in società con altri compiti. Sin qui il comunicato stampa della società. La risposta dell'allenatore è stata pronta, per quanto scritto e riferito sempre con il comunicato stampa, che ha accettato di buon grado la nuova investitura. Sin qui è tutto chiaro, e con la società che si è prontamente attivata per scegliere un nuovo tecnico. Subito si è attivato il DS Giuseppe Cammarata, che con una serie di telefonate riusciva a rintracciare 3 profili interessanti di allenatori attualmente disoccupati e pronti a discutere la loro venuta ad Agrigento. Adesso arriva la sorpresa. La squadra biancazzurra ha voluto incontrare sia il tecnico che la dirigenza, manifestando tutta la propria solidarietà nei confronti di Anastasi e nel contempo a invitarlo a rimanere. Un atto di rispetto nei confronti del tecnico etneo che ha fermato tutte le operazioni in corso da parte della società biancazzurra. I giocatori hanno dichiarato che metteranno tutto l'impegno possibile per andare avanti nel tentativo di vincere il campionato.
Ma sentiamo direttamente gli stessi calciatori. Buonasera, abbiamo richiesto questa conferenza solo per chiarire un paio di punti, semplicemente. Quello che, come vedete, la squadra è tranquillamente e totalmente con il mister, non c'è mai stato nessun tipo di problema assolutamente con il mister, appunto la squadra l'ha sempre seguito fin dall'inizio e siamo convinti di quello che della scelta che abbiamo fatto, e quindi vogliamo e spero continuare insieme fino alla fine del campionato, sperando di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, che si è prefissata la società e tutti. Ovviamente la squadra si assume le responsabilità di alcune prestazioni non degne di nota, però ci stanno, ma comunque sia, ribadisco, vogliamo continuare tutti insieme, tutti uniti per un unico obiettivo. Ancora calcio, campionato di Serie D, girone I. Il Licata batte 2-0 il Biancavilla. Vediamo. Bastano un gol in apertura di Samaché e uno al tramonto del match sul calcio di rigore procurato e realizzato da Talla al Licata per avere la meglio del Biancavilla al termine di un match tutt'altro che spettacolare, soprattutto nella ripresa. Al secondo minuto, Licata subito vicinissimo al gol, Samaché si infila nello spazio su assist di Minacori, ma non è preciso al momento della conclusione, che termina al lato di poco. Al sesto, sugli sviluppi di un corner, Currò impatta di testa sul secondo palo, ma il suo stacco si perde alto sulla traversa. Al 13esimo, il Licata legittima una supremazia territoriale nettissima e passa in vantaggio. Samaché è il più lesto ad arrivare su una respinta difettosa di La Rosa e insacca da distanza ravvicinata a porta vuota la sua 11ª marcatura stagionale. Al 32esimo, il Licata reclama un calcio di rigore per un tamponamento su Mazzamuto, ma la signora Finzi di Foligno lascia correre tra le proteste del Dino Liotta. Un minuto dopo, giallo-blu vicini al raddoppio. Minacori si inserisce nello spazio, ma al momento di concludere il suo esterno destro è debole e viene disinnescato dalla Rosa. Stesso discorso al 35esimo, quando Minacori si ritrova nuovamente a tu per tu con l'estremo ospite, ma non riesce a trovare la via della rete, quando il più sembrava ormai fatto. Sugli sviluppi del corner, Currò batte a botta sicura da centro aria, ma trova la risposta disperata di La Rosa in uscita. Al 40esimo, pregevole giocata di Minacori che dopo un lungo scatto rientra e calcia sul palo lontano, sfiorando l'incrocio dei pali. All'intervallo, Licata meritatamente in vantaggio, ma con parecchie recriminazioni per non aver capitalizzato la netta supremazia vista nei primi 45 minuti di gioco. Biancavilla vicino al pari al 61esimo, quando Truppo smanaccia in corner una velenosa traiettoria direttamente da corner. La partita si scalda parecchio e dopo uno scontro con Tosolini, Samaché resta a terra con proteste vibranti. Alla mezz'ora, pezzo di bravura di Minacori che dal limite si gira e lascia partire una pregevole parabola che tocca la parte alta della traversa. Un minuto più tardi, Samaché si invola a campo aperto e conclude sul primo palo, trovando però la replica in corner di piede dell'estremo del Biancavilla La Rosa. Al quarto di recupero, Talla scappa alla retroguardia del Biancavilla e si presenta a tu per tu con La Rosa che lo atterra, secondo giallo per l'estremo difensore del Biancavilla, con gli ospiti a cambi già ultimati, in porta Van Musso che non riesce ad opporsi alla realizzazione di Talla. Licata che sale con merito a 30 punti e ipoteca la salvezza ad inizio girone di ritorno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.